Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo una bellissima meditazione, una meditazione sulla lettera Aleph, che è praticamente la prima lettera dell'alfabeto ebraico, anche cabalistico, e il suo valore di Aleph è 1 e rappresenta il Do eterno. La sua energia è infinita e immisurabile è l'infinito. Quindi Aleph ha tre elementi: il beccuccio superiore, quello in basso e il connettore diagonale. Ma prima di iniziare questo vi vorrei chiedere di iscrivervi al canale di Legare del vostro Marietto di Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo degli incontri di studi di esoterismo. E bene, detto questo, inizierei proprio su questa meditazione Aleph, che è molto importante, però la vorrei arricchire con una meditazione che ho già spiegato nelle pillole precedenti, che è la stella di Davide. Questo perché noi faremo questa meditazione Aleph, che è solamente un inizio della meditazione che noi faremo nel proseguire nei nostri studi sulle meditazioni, con praticamente un'unione con la stella di Davide. Quindi mettiamoci comodi, sedetevi tranquillamente o sdraiatevi sul letto, cercate di avere degli indumenti tranquilli, chiudete gli occhi, respirate tranquillamente e in questo momento con la lingua passatela sui denti superiori e inferiori del palato, respirate profondamente. Immaginate di sentire i profumi, gli odori della stanza e nelle mani il tatto, cosa percepiscono le vostre mani. State tranquillamente, fate dei bei respiri profondi e incominciate a immaginare un prato grandissimo con la forma della stella di Davide. In questo prato immenso ci siete voi che camminate tranquillamente e state raccogliendo tutte le energie di questa bellissima figura della stella di Davide. Vedete, proprio una cosa bellissima. Ecco, questa è la prima parte della nostra meditazione. Adesso vi farò vedere la seconda parte della meditazione con la lettera o il carattere Aleph. Bene cari amici, finito di spiegare l'Aleph, avendovi già spiegato anche la croce, cioè scusate, la stella di Davide, come meditazione le potete unire, potete immaginare di creare in questa meditazione la stella di Davide e mentre state camminando questa stella di Davide immaginatevi davanti il carattere Aleph, che praticamente vibra dentro di voi e unisce l'io superiore divino al vostro io animalesco e state quanto tempo volete in questo nuovo spazio che vive dentro di voi e vi sta dando energia creativa e benefica e vi sta pulendo da tutte le suzzure di questo mondo. Grazie cari amici, e se non l'avete ancora fatto il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale, di legare a Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!